Bartolelli, un momento che aspettavi da tanto tempo. Sì, da tantissimo. Il gol per un attaccante è come la droga, diciamo, una cosa principale. Io non lo facevo da tanto, erano 3 mesi che non segnavo, quindi qui nel Matera, nel partito che ho fatto non avevo mai fatto gol. Ecco. Questo gol per me è importante per il morale, ma è importante per la squadra perché ci proietta, diciamo, ci leva dalla zona calda della classifica. Quindi andiamo a affrontare una partita domenica molto più tranquilli. Raccontacelo un attimino questo gol, c'è stato un cross molto bello. Sì, c'è stato un cross bellissimo di Gallegari dalla destra, io ho visto la palla che arrivava nel primo palo, mi sono tuffato, l'ho messa nel secondo. Il Matera ora si trova praticamente a ridosso delle squadre che stanno nella zona playoff. Tu per molto tempo hai creduto in questa squadra anche quando le cose non andavano bene, però negli ultimi tempi sembrava quasi che fosse subentrata un pochettino di sfiducia. Adesso? Ma io non sono uno che certamente non mi esalto oggi come non pensavo alla disfatta ieri. Noi abbiamo una squadra che certamente non è da retrocessione e aspettavamo i campi asciutti per dimostrare che l'organico che abbiamo non è da ultimi posti o di lipari, insomma. Il prossimo campo sarà quello della Regina. Un campo difficile contro una grossa squadra, noi non abbiamo niente da perdere, aspettiamo che finisca la gara domenica per poter parlare di questa gara che verrà.